Siamo con Pietro Agostini. Pietro, partita un po' difficile questa qui col Monza, si sapeva già dalla vigilia. Monza che è riuscito a trovare nel secondo tempo 2 gol che hanno portato alla vittoria. Pietro, cosa secondo te è mancato soprattutto nel secondo tempo al Breganze? Beh, sicuramente siamo dispiaciuti di non aver sfruttato il power play inizio secondo tempo, che avrebbe potuto dare una svolta non da poco alla partita, e di quello ne prendiamo atto. Dopo siamo comunque soddisfatti, abbastanza soddisfatti della gara che abbiamo fatto, perché non eravamo in un bel periodo e col cambio allenatore siamo riusciti, diciamo, a dare una svolta a questa stagione che sembra non voglia andare bene, e quindi sì, siamo dispiaciuti per come è andata la gara, però siamo a testa alta perché abbiamo lottato fino all'ultimo. Sì, sicuramente, ecco, come hai analizzato tu, Breganze ha bisogno di ritrovare un po' di fiducia e un po' ecco, di stabilità per quello che sono stati i cambiamenti delle ultime settimane. Ho detto in telecronaca che, ecco, si era ritrovato nelle ultime partite un po' di morale. Ecco, sicuramente ci sarà da ripartire nel girone di ritorno, anche se la prima partita subito non sarà facile con Forte dei Marmi, ma continuare nel lavorare e nella crescita che si è vista nelle ultime giornate a scapito un po' dei risultati. Ti lasciamo andare a fare la doccia, Pietro. Ci Sì, tengo a ringraziare prego. Fausto, che comunque ci ha dato una grande mano in un momento di difficoltà e si è reso disponibile, comunque ha dimostrato che tiene a noi, che tiene a questa società, quindi volevo ringraziarlo. Grazie Pietro, e allora ne approfittiamo tutti per unirci al tuo ringraziamento. Sappiamo tutti quanto Fausto abbia e fa quotidianamente per questa società. Buone feste a tutti e a risentirci per il girone di ritorno.